Palermo, Sicilia, Autostreet. Mangiate la pasta con le sarde. Come non si fa la pasta con le sarde? No, non ho capito la domanda. La pasta con le sarde. Io farò a lui. No. Come non si fa la pasta con le sarde? Col finocchio di Campania, le sarde, la pasta il bucatino. Ma la domanda è come non si fa? Come non si fa? Compri un bel mazzo di finocchietto selvaggio, Le sarde. Pangrattato. uva passa e pinoli. No, ma io le ho chiesto come non si fa la pasta con le sarde. No, è impossibile non farla. Siamo a Palermo! Quanto tempo ci impieghiamo per fare sto piatto di pasta? Una mattinata a squaglia. 2-3 ore. 4 ore. 6 ore. Se devi comprare le sarde da spilettare, Il tempo se ne va. Ovvero, Una mattinata a squaglia. Oggi vi do la ricetta per fare la pasta con le sarde in soli 5 minuti. perché se vossia vuole, in 5 minuti la pasta con le sarde. È pronta. in 5 minuti, No. è parente di Mago Merlino con la bacchetta. Forza Sicily! Pasta con le sarde, piatto tipico siciliano, ma anche tedesco. Ma io penso che sia una grandissima minchiata. Ma che stai dicendo? E certo, lo sai quanti turisti tedeschi vengono a Palermo e se la mangiano? È tipico. Ah, è tipico per loro mangiarla qui. Più la pasta con i wurstel in Germania. Amen. Ingredienti: 2 kg di bucatini, numero 4. Numero 4 è il numero dei bucatini. No, 4 è il numero dei turisti tedeschi che si mangiano i 2 kg di pasta. Oh, i tedeschi sa fottano la spesa. Altro che, anche la birra si portano, altro che. Ovviamente indispensabili sono un mazzo di finocchietto di montagna e un mazzo di sarde. Un mazzo di sarde, accatti i sarde a mazzo. Se benno che iniziare che ci sono le zicaine. E certo, noi in Sicilia le cose le compriamo a mazzi, perché per guadagnare 4 soldi ci facciamo un mazzo tanto. Quindi le sarde si comprano a mazzo, venite da me per un mazzo di sarde. Esatto, noi vendiamo tutto a mazzo perché per guadagnare un po' di più ci facciamo un mazzo così. I sarde si accattano a chilo, dice che è questo mazzo. E questa cosa per no macellaio buongiorno o le zicaine. La mettono nella bottiglia la caine. Olio e cipolla, uvetta, pinoli e polvere magica. Sfociamo sull'illegale poi con la polvere magica. Polvere magica, che è questa polvere? Illuminami. Lo zafferano. È magica perché fa sparire le cose. Il portafoglio. Basta che ne compri 50 grammi e sono sparite 300 euro. A questo punto inserire 2 sarde Louis Vuitton. Calvin Klein, chi può dire un Louis Vuitton? Salate. Amici della Liquidton, mandate delle sarde fresche che siamo disposti a reclamizzarle. 10 minuti per pulire il finocchietto di montagna, 10 minuti per bollirlo e 2 per tritarlo. Mezz'ora per pulire le sarde e a questo punto fare la mollica come ce l'hanno fatta Ilari e Totti da quando si sono lasciati. Come? A torrata. Comunque anche Fedez e Ferragni ci hanno fatte per atturrata. E praticamente è un ampanaro. Caliamo la pasta, scoliamo, maneggiamo e impiattiamo. Ricapitoliamo: 10 minuti il soffritto, 22 il finocchietto, mezz'ora le sarde e 12 la pasta. Pronta pasta con le sarde, piatto tipico siciliano. Ma mi aveva detto che faceva una 5 minuti, sa? In realtà io le ho detto se Vossia vuole, in 5 minuti la pasta con le sarde è pronta, perché Vossia è un ristorante che fa molto bene la pasta con le sarde, quindi se lei va lì in 5 minuti è pronta, perché loro già ci lavorano da prima. Quindi come non si fa la pasta con le sarde? In 5 minuti? In 5 minuti. In 5 minuti non si può fare. Nine! Ne potremo essere omosso. E la mia casa è Piazza Grande.